Volare. È un estratto di Volare. È il 5 dicembre al Teatro Boframon. Vi aspettiamo tutti per lo spettacolo completo. Mi sento di appartenere a loro in questo momento, scusami Rosario. Ma prego, è bello far parte dei Guitti, guarda, posso venire pure io? Special guest. Grazie, complimenti davvero. Grazie. L'Accademia dei Guitti. Allora, sono momenti difficili, sono momenti di crisi anche per lo spettacolo e allora bisogna ringraziare chi mette mano, nonostante questi momenti, al portafoglio e permette a Tony Maganuco di continuare in quest'opera. Ringraziare, genuflette. Sì, veramente, davvero, come diceva Troisi, con la nostra testa sotto i vostri piedi e li potete pure muovere. Esatto. Cioè, proprio, va bene. Quello era Savonarola, questi sono un po' più buoni, anzi. Allora, gli sponsor ufficiali di questa 18ª edizione del Festival Città di Caltanissetta sono Euronics Center Gross, che io saluto e ringrazio in maniera particolare. Il signor Enzo Milazzo so che è a casa con un po' di febbre perché sennò lui non manca mai. Mi hanno adottata, lui, la sua splendida signora, la sua meravigliosa famiglia, proprio la tradizione dell'ospitalità sicula. Quindi grazie, un grandissimo applauso a Euronics Center Gross. Grazie anche alla concessionaria BMW Mini che ho avuto il piacere di inaugurare nella nuova sede bellissima, meravigliosa, la Jeepicar, grazie, grazie, grazie. La Banca di Credito Cooperativo San Michele, un altro applauso anche per loro. E Cannizzaro Utensili, grazie, grazie veramente perché senza di loro probabilmente il festival non ci sarebbe. E non ci sarebbe neanche il terzo partecipante. Peccato. E allora passiamo al terzo partecipante, si chiama Gero Riggio, lo invitiamo a guadagnare il palco. Viene da Mussomeli, quindi gioca in casa, ha diverse partecipazioni a festival nazionali, tra cui spicca la presenza come finalista a Castrocaro, è autore del brano che presenta. Questo è importante. Bravo. Somiglia a quello che ha vinto Amici, al sardo. Quante volte te l'hanno detto? Migliaia. Migliaia di volte. Non ne puoi più. Vabbè. È autore del brano che presenta questa sera, Ama Grazia di Michele. Sì. No, scusate, chi è che ride? Cioè, non si può amare Grazia di Michele, cioè, sono loro, io lo sapevo, vabbè, dopo ci sentiamo. Di Riggio e Curiale ascoltiamo L'indistruttibile. Bocca al lupo. Ho voluto sempre crescere senza paura di morire e con la voglia di combattere e con la forza di decidere. Se guardo il cielo vedo gli angeli che mi riporteranno qui da te, accanto a te che non sei fragile, accanto a te che non sai fingere, senza nascondere che qui vicino a te non ho timore ma la forza di gridare che se lo vuoi mischiamo insieme i nostri atomi e se ci sei cantiamo insieme i nostri idoli, ma se non vuoi poi cancelliamo l'invivibile, senza di te distruggi me l'indistruttibile. Mi dai una forza indescrivibile come gli eroi delle tue favole, rende invincibile il mio spirito, rende imbattibile il mio animo, senza nascondere che qui vicino a te
Grazie. Il terzo finalista, Gero Riggio, in bocca al lupo. Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia. Accende il fuoco e mi siedo vicino qualcuno. Stasera arriva qualcuno che sorride tanto che fumo. Hey! Il giradischi, le luci rosse poi, champagne ghiacciate, l'avventura può iniziare ormai. Accendo il fuoco e mi siedo vicino qualcuno. Stasera arriva qualcuno, sorriso ingenuo profumo. Ma come mai tu qui stasera? E ti sbagli, sai, io non potrei, non aspettavo, ti giuro, nessuno, strana atmosfera. Ma cosa dici? Non mi eccherà. Non sono prove, no, no, no. Un po' di fuoco per scaldarmi un po', e poca luce per sognarti, no. Premiano l'assessore Fabiano Lo Monaco e l'assessore Pietro Sì, Milano. devo dire, tu guardi anche tra l'altro i voti, proprio le Per poco, differenze sono perché sì. minime. Allora, vuoi che li dica i voti? Sì, vabbè, Loro hanno preso 82 voti, il secondo classificato ne ha presi 83, quindi uno in più, ed è Gero Riggio. Ecco Lo Monaco e Milano sì. che consegnano, ecco qui. Arriva il premio. Per la TV e il Complimenti, fotoiride, ecco, Gero Riggio Riggio, secondo. complimenti. Il premio alla critica. Allora, prima della prima posizione, il premio della critica.